Formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Radio Libertà, siete in simultanea con noi e con voi quando sono scoccate le 8, le 8. Per me sì, io sono un serotino, quindi le 12:39. Serotino mattutino è un linguaggio che prende abbrivio negli anni 70, quando cominciò dagli Stati Uniti ad arrivare la mania dei logaritmi. Adesso si parla di algoritmi, all'epoca dei logaritmi, che dovevano stabilire, diciamo, quando l'organismo fosse più attivo, per avere un rapporto ideale tra il lavoro e la persona. Siccome in America sono più avanti, se tu eri un serotino come me ti mettevano a lavorare di pomeriggio, di sera, quindi ti sfruttavano comunque, pazienza. Allora, noi chi? Simone il beneamato, dai, il beneamato Simone, che oggi lo vedo bello soddisfatto, perché insomma ieri io comunque, mi dispiace, sento odore di 5 marzo, mamma mia, che pessimista che sono. Invece vi farò sentire odore di argomenti. Sentirete Gianluca canta la messa, per cui Parlamento, lo avremo al telefono, che ieri diciamo nei discorsi in aula al Senato, lui fa parte della Commissione Industria, Palazzo Madama, è passato il decreto, la legge salva Ilva la chiamano, sull'ex Ilva anzi, che prolunga il finanziamento all'ex Ilva, appunto. E fin lì va tutto bene, cioè si garantisce la produzione, la continuità produttiva. Però sentirete Gianluca canta la messa, le ha cantate davvero, gioco di parole anche che potevo risparmiarmi, è andato giù pesante, non le ha cantate, le ha suonate a Verdi, finti ambientalisti, certo giornalismo, 5 Stelle, PD, che hanno fatto sull'ex Ilva un terrorismo ambientalista terrificante che ha portato un'azienda che era sana a fallire. E poi c'è stato il contratto capestro con il gruppo indiano, la Mittal è indiana se non sbaglio, e adesso un contratto che il governo attuale sta cercando di rivedere. Oggi su un altro argomento parleremo di Europa a partire da Kant, perché Carlo Lottieri, che è docente di filosofia del diritto, lo leggiamo sul giornale, ha parlato proprio del si fa risalire l'idea dell'Europa moderna a Immanuel Kant quando scrive il saggio La pace perpetua, cioè nel 1795 siamo in un'Europa, vi ricordate le guerre napoleoniche, eccetera eccetera eccetera, e l'idea dell'Europa parte dall'idea della pace. Parole semplici le mie, parla come mangi. Il principio è non facciamoci del male, e poi invece siamo arrivati all'Europa attuale, e quindi guardando al passato per capire cosa può attenderci. Addirittura
Questa la sapevo però, questa la sapevo. Mazzini, autore della Giovine Italia, che non vedeva tanto bene l'Europa, aveva scritto anche la Giovine Europa. Questa la sapevo, non so come mai, ma la sapevo. Ma è comunque interessante per capire quanto si pensasse all'Europa già 2 secoli or sono, anche di più. E perché è molto interessante, poi ci sono tutti i passaggi per arrivare al dispotismo burotecnocratico di oggi. Perché oggi sul Corriere della Sera speciale c'è un articolo molto interessante, eccolo qua, ne parleremo proprio con il professor Carlo Lottieri. Vorrò partire anche da qui. Siamo al tramonto delle democrazie liberali 80 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale. Adesso se ne parla in termini più allarmati e anche allarmistici, perché Trump sta facendo quello che vuole. In realtà l'idea della crisi della democrazia liberale, come la conosciamo noi, è un'idea di cui si parla da molti anni. Poi con il Covid è emerso soprattutto questo interrogativo, no? Il modo in cui è stato gestito, nei principi, non c'entra niente, vaccini, non vaccini, quello è un altro discorso. Io sto pensando al professor Agamben, fucilato per essersi posto dei dubbi. Qualcuno si ricorderà che all'epoca, io tanto ho baruffato anche in diretta con i Novax, perché certe corbellerie, certe follie non si potevano sentire, poi ognuno ha la giornata sì, la giornata no, magari è la giornata no, però certi principi comunque erano sacrosanti. E mi ricordo che il professor Al-Gabben, forse uno dei massimi, uno che veramente si merita il titolo all'appellativo di filosofo, quindi uno dei massimi filosofi italiani contemporanei, come è giusto che facciano i filosofi, si poneva dei dubbi, se invece se filosofi è troppo pomponesco, trombonesco, intellettuale, si poneva dei dubbi sulla legittimità, sulla messa in crisi dei principi democratici con la gestione del Covid e della pandemia, il coprifuoco, quello come dicono alcuni giornalisti, mi mandava ai pazzi il coprifuoco, ai pazzi, e fu fucilato. Curiosamente però, quando il professor Agamben si pose gli stessi interrogativi quando arrivò Mario Monti, quando ci fu l'avvicendamento, eccetera, lui si pose gli stessi interrogativi. Insieme lui e anche il professor Massimo Cacciari. Quindi quella volta Cacciari e Agamben erano dalla stessa parte come interrogativi. Nei tempi del Covid invece Cacciari era stato, se non ricordo male, piuttosto duro con Agamben. Comunque Pantarei, diceva Eraclito, e in 10 anni, 9 anni, era già cambiata la visione delle cose. Adesso sono passati 5 anni e a quanto pare è cambiata ancora. Ma sto chiacchierando troppo, perché poi parleremo. È curioso questo, argomento di cui parleremo con Nathan Greppi, mi intriga, perché Nathan ha ricostruito le posizioni filo-israeliane nel mondo arabo, e ho scoperto che forse ci sono più filo-israeliani tra gli arabi che non tra le sinistre europee mondiali. Questo è curioso, visto che la sinistra, insomma, agitava sempre lo spettro dell'antisemitismo, la paura, il pericolo dell'antisemitismo, neanche a torto, ma adesso insomma, e abbiamo posizioni filo-israeliane, addirittura sono state espresse da uno dei terroristi liberati, era da 40 anni in prigione, Mohammed Al-Tus, era di Fatah ed era prigioniero in Israele per aver organizzato un attentato a Gerusalemme, e ha detto che se avessi saputo quale sarebbe stato il prezzo della mia libertà sarei rimasto in prigione. Un leader che sta pensando di effettuare un attacco su larga scala deve essere consapevole del prezzo da pagare. È inaccettabile che il costo del nostro rilascio dal carcere sia anche solo una goccia di sangue di un bambino palestinese. Insomma, senza mezzi termini, non abdica
al suo credo, però ha messo la foto, ha messo in chiaro una foto, un'immagine, e Hamas che ha provocato, anche lì terreno spinoso, ma si è fatta praticamente scudo dei civili. Certo, lo so, uno dice, cosa stai dicendo, cretino? Chi li ha uccisi i civili sulla striscia di Gaza? Lo so, quindi è sempre difficile scindere il giusto dall'ingiusto, soprattutto in casi come questi. Comunque con Nathan Greppi. In simultanea, quando sono scaccate le 12:48, insieme, ve l'ho già detto, stavo per dire beneamato Simone, no, perché comincia Beato Simone, che ti sembrerebbe già oltre. Simone il beneamato, fratello di fede, la commissione interna mi ha spiegato che siamo attestati a 24,8 gradi centigradi sopra lo zero, mentre esternamente siamo a 16,8. 40% invece l'umidità e 1029,6 il millibar la pressione. 139,8 metri ci separano dal livello del mare. Linee aperte, se qualcuno vuole intervenire sa di avere a disposizione sia il telefono che il WhatsApp. Ve lo ricordo, il telefono 0292947222, oppure il WhatsApp che è 340 670 9659. E andiamo avanti, perché i convenevoli formulaici che mi impongono di rivolgere un abbraccio forte alla signora Carmela, alla signora Coltilde, alla signora Adriana Angela. Loro ci seguono, ma ci seguiscono anche, ve lo garantisco, dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione, e chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate. Poi ve lo ricordo, gli altri supporti, la Radio DAB, Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti, le applicazioni iOS Android che vi permettono di seguirci ovunque voi siate con il vostro cellulare sulla costa terrestre, e poi il profilo Facebook, dove ogni notte che il cielo manda in terra potete leggere le sinossi delle interviste che ascolterete inoltre la pagina, perché questo è Che giorno è, ci saranno i genetriaci, ricorrenze e sondagatti, e musica per voi, anche musica per voi. E poi ancora mi stavo dimenticando, il sito radiolibertà.net, Twitch, social di ultima generazione, e anche YouTube. È arrivato Cesare, ci segnala le 1000 piazze di Salvini. La Lega si mobilita sabato 8 e domenica 9 marzo, ringraziando fin da subito tutte le nostre amiche e amici militanti, dirigenti e organizzatori. Invitiamo tutte le nostre simpatizzanti, i nostri sostenitori ai gazebo della Lega. Salvini Premier, convocati da Matteo Salvini sabato 8 marzo e domenica 9 marzo, per chiedere al governo di approvare la pace fiscale e dire no alla guerra. Quindi pace fiscale e pace a 360 gradi, sabato e domenica. Tutti siete invitati. Dunque, grazie a questo ascoltatore. Poi fatemi dare un'occhiata alla musica per voi, che ho messo personalmente da parte, e che grazie ai nostri tecnici potrete anche sentire. Allora, oggi la musica per voi prevede Pink Floyd. E scusate se poco, e quando arrivi a quei livelli, ovviamente non, a parte che non ce n'erano altri, a dire la verità. Pensa, tu che sei giovane, sei appassionato di basket anche, no? Ecco, io non credevo. Cioè, non so se giochi ancora, no, perché ha 53 anni, Shaquille O'Neal, ma non è tanto che ha smesso. Abbastanza. Ma pensa, qui ho visto, perché compilo i genetriaci, quindi vado chiaramente a dare un'occhiata. Io sono rimasto
Cioè, è vero che anche a vederlo in televisione sembrava un tir, ma allora 216 centimetri, 2,16 m, cioè 28 centimetri più di me. Cioè è come se io parlassi, lui se parlasse con me sarebbe come se io parlassi a uno alto 1,58 m. E quella cosa che mi ha impressionato, 180 chili, 100, ma non di ciccia come me. Io in parte no, ne mancano ancora un po' per arrivare a 180, se vado avanti così non ci metto più di tanto, ma lui era proprio massa sì, c'era anche un po' di ciccia, ma c'era una massa muscolare, paurosa. Pensa se avesse fatto il football americano, che invece io sono più per l'NBA. Grandissimo comunque. Allora iniziamo i genetriaci ricorrenze e commemorazioni. Abbiamo Michelangelo Buonarroti, hai capito? La meglio di così direi che è un gigante assoluto. Il David, Cappella Sistina, eccetera, le Pietà. Anche lui come Giulio Cesare, come Caravaggio, come Leonardo, gli piaceva l'uomo, come avrebbe detto Benigni, come diceva Benigni tanti anni fa. Quindi sappiatelo. Sì, la Pietà Rondanini anche, che però quella no, non è a Firenze, non mi dico, forse qui a Milano. So che mi confondo sempre, c'è la Pietà Rondanini, l'altra Pietà, che ti sconvolge perché sembra una scultura moderna, diciamo fine 800, perché va all'essenza delle forme, no? Mentre la Pietà è probabilmente l'opera d'arte, qui vado cauto. Quello che dico però lo hanno detto un professore di storia dell'arte, quindi non è roba di Pellegrin. Eh, Probabilmente è l'opera d'arte più bella che sia mai esistita, che sia mai stata prodotta dall'arte e dall'ingegno umano. Se tu guardi la Pietà di Michelangelo è sconvolgente, io personalmente vado di sindrome di Stendhal davanti ai quadri di Caravaggio, ma la Pietà di Michelangelo, e lui in questa sua ricerca bestiale, no, bestiale non c'entra, cioè in questa sua ricerca spasmodica di essenza, di andare al cuore delle forme, è arrivato addirittura quasi all'opposto. Mostruoso, mostruoso, mostruoso. E tra l'altro, per fortuna che non aveva una buona mira, perché se avesse avuto una buona mira sarebbe finito a rogo, perché mentre stava scrostando alcune parti del soffitto vaticano, la creazione eccetera eccetera, no? E c'era Giulio II, il Papa, feroce, cattivo, no? Pieno di donne, poi quando è diventato anziano è diventato pederasta, filosofo, figli, un mostro, ma nel senso proprio completo, anche nell'accezione anche sia negativa che diciamo positiva, e gli rompeva le scatole. Cioè, teniamo presente che la Cappella Sistina parte da idee anche di Giulio II, cioè c'è anche del suo lì, quindi un genio assoluto, un grande, nel bene come nel male probabilmente, e cominciava a rompere, per dire con un linguaggio giovanile, a rompergli le balle, no? A parte che non era toscano Giulio II, credo fosse di Ligure, però la famiglia era di origine toscana. Un va bene, mettili va. Insomma, a un certo punto Michelangelo si son girate e aveva lo scalpello, gliel'ha tirato addosso, solo che era mancato di così. Se lo becca, bom, è finito. A rogo, via Cappella Sistina e via tutto il resto. Allora, a me piace raccontare questo aneddoto, sicuramente non è la prima volta che ve lo racconto, ma anche questo è storico. E rimaniamo, e lì è spaventoso, in quel periodo piovevano geni nella Toscana del XV secolo, e in Francesco Guicciardini, che è uno scrittore, storico, politico, è stato anche militare,
La Pietà Bandini è quella che dico, credo. Me l'hanno anche scritto, solo avevo scritto nel posto sbagliato. Autore della storia d'Italia, perché praticamente dopo aver perso una battaglia, lui era comandante di una città, capo di una città, ha perso la battaglia e si è ritirato a scrivere, ed è considerato uno dei più grandi pensatori, forse anche un anticipatore del pensiero moderno. Questa è una sua frase. Qualcuno, mi ricordo al liceo, un insegnante lo paragonava ad Andreotti, no? Machiavelli, perché sono stati Machiavelli e Guicciardini. Tutti si dicono figli di Machiavelli, tutti dicono che il pensiero anche politico italiano è figlio di Machiavelli. In realtà, almeno a me gli insegnanti hanno spiegato questo, la cultura politica italiana è più figlia di Guicciardini. La dottrina accompagnata con cervelli deboli o non li migliora o li guasta, ma quando lo accidentale si riscontra col naturale fa gli uomini perfetti, col naturale buono. Insomma, vuol dire in pratica che la conoscenza non migliora, questo praticamente è stata rifatta, credo, da Flaiano, no? Un cretino laureato è un cretino specializzato. Guicciardini, con uno stile diverso, diceva esattamente questo: il sapere non migliora lo stupido, anzi addirittura lo può peggiorare, però il sapere accompagnato alla persona intelligente ne fa una persona, lui dice addirittura, Guicciardini, quasi divina. E poi, andiamo avanti, perché ci fermiamo, perché adesso sono arrivate le 13, quindi Pink Floyd a nastro, come dicevamo noi giovani di secoli fa, e poi riprenderemo con i genetriaci, ricorrenze e commemorazioni.
Rientriamo con Sveva, c'è stato l'avvicendamento, vi saluta, cenno di saluto a tutti i nostri ascoltatori da parte della nostra tecnica o nostro tecnico, perché anche lì la femminilizzazione, il generismo, come si chiama? Genderismo, sono anche dei nomi, perché tecnica, sì, se io, no, ma non voglio entrare in una disputa, a me interessa solo la disputa lessicale, perché il problema è questo, perché io posso dire che sveva è una tecnica, no? Però tecnica ha, il sostantivo tecnica ha un altro significato, la tecnica in generale, non il ruolo. Credo che se anziché a certi fanatismi che sarebbero degni di altre cause, siccome secondo me bisogna stare attenti a non, questa è una mia considerazione, bisogna stare attenti a non gettare il bambino con l'acqua sporca, quindi l'idea della distinzione, del riconoscimento, della non discriminazione sono idee che migliorano, non che peggiorano. Portate avanti in questa maniera, no, peggiorano e basta. Ma portate avanti con grano salis, migliorano. Sarebbe stato il caso, quindi, che anziché affidarsi, voi lo sapete, tutta la simpatia che abbiamo qui per Santa Boldrini, qualcuno la chiamava la Boldrinova d'Agospia, se non sbaglio, diciamo fosse portato avanti da accademici. È vero che l'Accademia della Crusca poi è quella che ti ha fatto passare petaloso, cioè piuttosto di usare un termine del genere, io mi bevo un litro di olio di ricino piuttosto, ma veramente è una cosa vomitevole, un termine, era passato l'Accademia della Crusca. Perché poi purtroppo io ho visto delle targhe anche, sono rimasto, sarà con una certa età, architetta non lo puoi, francamente, proprio dal punto di vista lessicale, non mi interessa tutto il resto. E quindi poi nel mio caso poi ti viene da sorridere perché tanti anni fa, ero ancora a Pordenone, c'era una giovane architetta molto prosperosa e quindi si usava la femminilizzazione del termine architetto anche con, diciamo, doppi sensi un po' forse anche volgari. Ma al di là di questo, il termine architetta è brutto in sé, non funziona. Eh, Però è anche giusto che una donna che ha conseguito la laurea e la specializzazione voglia, diciamo, distinguersi come donna architetto. Però si mettano all'opera i linguisti, perché se troviamo delle forme condivise, condivisibili e condivise, facciamo passi avanti, secondo me. Boh, almeno penso, spero. Ero fermo a Lu Costello. Chi è Lu Costello? È il Pinotto di Gianni e Pinotto. Lui si chiamava Cristillo, a dir la verità. E Gianni e Pinotto fu una coppia di comici statunitensi che spopolarono negli anni 50. Lui tra l'altro poi morì a 53 anni nel 1959. Mi ricordo che anche da bambino in Italia i film di Gianni e Pinotto in televisione andavano forte. Disse: un marito è ciò che resta di una fidanzata dopo che ogni forza d'animo è venuta meno. E poi Tea Bonelli. E io, Tea Bonelli, so che tu Sveva sei sensibile, sai che la metto vicino alle sorelle Giussani, perché sai che io sono un fumettaro, ma di quelli proprio matti, matti, matti. Per me il nome Bonelli è leggenda. In realtà io ho letto, mi sono informato. Allora, pensiamo subito a Luigi Bonelli, Tex. Basta la parola Tex. Non sono degno di Tex. E poi il figlio Guido Nolita, invece Sergio Bonelli, che abbiamo intervistato a Radio Padania tantissimi anni fa. Zagor, Mister No, eccetera. Poi Sergio Bonelli che riesce proprio a lanciare
in grande stile la casa editrice, aumenta la qualità, il fumetto non è più il giornaletto, ma diventa prodotto addirittura intellettuale, eccetera, eccetera, eccetera. Ma all'inizio, a monte di tutto, c'è proprio lei, c'è la signora Tea Bonelli, che poi aveva un altro cognome che non ho scritto, mi sono dimenticato, segno che anche su di me ci sono tracce di maschilismo retrogrado, perché avevo dovuto trovare il suo cognome. Lei era la moglie divorziata di Luigi Bonelli, però cosa ha fatto? È rimasta a gestire la casa editrice e ho letto che ha impiegato anche dei principi commerciali, imprenditoriali molto, molto validi, che hanno permesso alla casa editrice di nascere, di essere creata e poi di continuare a prosperare. Quindi grazie anche a te, a Bonelli, se il fumetto in Italia è diventato qualcosa di bello e importante. Ed evidentemente il fumetto chiama fumetto perché qui abbiamo il profeta della graphic novel. Lui scrisse proprio il manifesto della graphic novel, è uno dei più grandi maestri di tutti i tempi del fumetto, ma proprio io comincerei a far uscire, come da tanti anni si dice, il fumetto dal recinto del prodotto, diciamo, popolare di bassa cultura, perché le sue graphic novel, sto parlando di Will Eisner, sono narrativa di alta letteratura, accompagnate ovviamente da un disegno incredibile. Non sto parlando dei suoi primi prodotti, quelli più commerciali, Spirit, eccetera. Lui a un certo punto, proprio negli anni 60, 70, 80, inizia proprio più anni 80, inizia delle vere e proprie graphic novel che sono, lui si ispira molto anche alla sua cultura ebraica e sono davvero notevoli. Proprio prima di tutto ti colpiscono dal punto di vista narrativo, ma sono allora quando faccio così a linee aperte. Sì, non vuol dire che perché girava un meme per mostrare Rizzo, Sergio Rizzo, quello pelato, il lothar, comunisti italiani, era a Radio 24, cioè, ecco come Sergio Rizzo distrugge David Parenzo, perché dietro il vetro c'è Sergio Rizzo che gli fa le corna così a Parenzo. Vabbè, sì, ci sono anche momenti migliori. Poi c'è un disegno incredibile, di incredibile qualità. Poi ho fatto 'sta associazione. Parenzo, secondo me mentendo, dice di essere ebreo, ma siccome io ho il pregiudizio, per me gli ebrei sono più intelligenti. È un brutto pregiudizio. Monio Vadi ha detto che i 2 pregiudizi sugli ebrei sono crederli più intelligenti o crederli meno intelligenti. Allora, io credo che David Parenzo non possa essere ebreo, sia stato adottato, perché altrimenti viene meno un mio pregiudizio che io comunque considero sano e fondato. Perché ho fatto tutto sto perché adesso mi guardo, c'è lo schermo dove riesco a vedermi, e con questo cappello nero, eccetera, cara Sveva, magari un giorno o l'altro sai che non arrivo più, perché mi è successo dopo il 7 di ottobre 3 volte, sai che io giro con il mio ruotino lì, con il mio velocipede, lasciamo perdere, perché altrimenti dovrei parlare troppo, no, o in biciclette. Sai che per 3 volte a partire dall'inizio del 2024, insomma, mi è successo 3 volte di sentirmi presumo insultare in lingua araba. Dei giovani per strada che guardandomi, dicevano cose che io non incomprensibili, ma con tono pesante e minaccioso. E tu pensa un giorno o l'altro questo dice: "Guarda lì quel grasso ebreo", perché proprio avrei anche le physique du rôle del grasso ebreo, come veniva rappresentato dagli antisemiti, no, invece non è vero che sono grassi, io sono grasso e non sono neanche ebreo. Ma magari uno mi vede con 'sta barbaccia qua, con il cappello, vestito anche di nero così, pam pam, e mi fa fuori. Beh sì, ma io ti ringrazio, hai voglia prima di diventare rabbino, quelli essere rabbini insomma significa avere preparazione, saggezza, cultura, intelligenza e quindi, come diceva Guicciardini, la conoscenza abbinata all'intelligenza fa gli uomini migliori e divini. La conoscenza abbinata agli stupidi addirittura non li cambia o addirittura li peggiora.
Ecco, io non mi ritengo stupido, ma non sono neanche una persona colta. Andiamo avanti, perché lo fermo Will Eisner. Maria Mercader, che è la mamma, è bellissima, molto brava, un'attrice spagnola, la mamma di Christian De Sica, la moglie di Vittorio De Sica. Io me la ricordo in Buongiorno Elefante, film delizioso, delizioso. Suo cugino, non ricordo più se suo cugino o suo fratello, fu il killer che uccise Trotsky a picconate in testa in Messico. Infatti questa storia vera, l'avevo letta e poi recentemente ho letto un'intervista a Christian De Sica, non so come mai ho letto un'intervista a Christian De Sica, comunque è un personaggio comunque brillante, soprattutto negli anni è maturato, diciamo, ha acquisito una sua personalità che lo rende almeno a me gradevole, non al cinema, io quei film là non li guardo, ma comunque lui sicuramente è gradevole nelle interviste. E ricordavo proprio che un suo zio. Poi abbiamo la, la Valanga Azzurra, il sondriese Mario Cotelli, era il CT della nazionale di Teni, Gross, quelli che vincevano veramente in maniera incredibile nello sci. Tu per il mondo puoi essere una persona, ma tu per una persona puoi essere il mondo. Chi lo ha detto? Lo ha detto il Nobel per la letteratura 1982, Gabriel García Márquez. Aureliano Buendia. Io sono sicuro che tu Cent'anni di solitudine l'hai letto, Sveva, non l'hai letto? Cent'anni di solitudine di Marquez. Sì. Gabriel García Márquez. Il protagonista Aureliano Buendia. Io ho avuto il piacere di leggerlo quando era passato, adesso è tornato di moda un po', ma poi è passato. L'ho letto negli anni 90 quando non era più di moda, perché dovevi leggerlo negli anni 80, perché era di sinistra, perché era di moda. Meraviglioso, un romanzo davvero merita tutta la popolarità. Peccato poi c'è stata la strumentalizzazione. Allora, lui in un'intervista ha detto Marquez che Cent'anni di solitudine se lo è immaginato mentalmente durante un viaggio di 2 giorni in auto per attraversare le Ande. Lui era colombiano e quindi e poi come avrete capito dalle scelte musicali, David Gilmour, che lui è rimasto legato a Syd Barrett, i Pink Floyd e poi Dick Fosbury, che stupì il mondo quando che non fossero le Olimpiadi del 1968, cominciò a saltare di schiena. Il Fosbury Flop, credo si chiamasse, perché prima lo stile era ventrale e per molti anni, no, per alcuni anni ci fu, diciamo, i due stili viaggiarono parallelo. Chi scelse la Marie Rose Ackermann, Moser Proll, insomma, la rivale della nostra italiana che riuscì a raggiungere anche la Sara Simeoni. Sara Simeoni saltava stile Fosbury, invece la sua rivale tedesca, se non ricordo male, saltava ancora con il ventrale. Insomma, è stato un rivoluzionario che anche è scomparso 2 anni fa. Lui ha detto salto dorsale, io ho detto di schiena, proprio come un ignorantone. Scusate. Allora, lui ha detto che a certi livelli nello sport il 90% del risultato dipende dalla mente, solo il 10% dal fisico. E se l'ho detto uno come lui. E poi Shaquille O'Neal, come dicevo prima con Simone, 216 centimetri, 180 kg, non so neanche se passa, praticamente è incredibile. Lui ha detto: non mi preoccupo mai del problema, mi preoccupo della soluzione. Se lo dice Shaquille O'Neal, prego.
Facci pure. Allora, adesso, dobbiamo andare ai rilevamenti demoscopici, ai sondaggetti e quindi vi offriamo prima però un intermezzo musicale.
Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. E allora, sempre che giorno è? Sempre Radio Libertà, in simultanea quando sono scoccate alle 13:26. Commercio al dettaglio, gennaio 2025. Gennaio 2025 si stima per la vendita al dettaglio una variazione congiunturale negativa, sia in valore meno 0,4, sia in volume. Sono in calo meno 0,6. Sono in calo sia le vendite dei beni alimentari, meno 0,3 in valore e meno 0,5 in volume, sia quelle dei beni non alimentari, meno 0,5 in valore e meno 0,7 in volume. Togliamo la condivisione nel caso ci fosse. Ecco qua, l'ho perso. Io ho tolto la condivisione, ecco qua, no, adesso riconquisto tutto. Basta un po' di buona volontà. Allora, abbiamo conti economici trimestrali, quarto trimestre 2024. Nel quarto trimestre del 2024 il prodotto, il PIL, espresso in valori concatenati con l'anno di riferimento 2020, è cresciuto dello 0,1 rispetto ai trimestri precedenti e dello 0,6 nei confronti del quarto trimestre del 2023. La crescita congiunturale diffusa il 30 gennaio 2025 era risultata nulla, mentre quella tendenziale era stata stimata allo 0,5. Negli altri paesi, 0,2 in Germania, ha diminuito addirittura in Francia, meno 0,1 e meno 0,2 in Germania, quindi vanno peggio. Negli Stati Uniti crescita del 2,5 e crescita anche in Francia dello 0,7. Chiudiamo la condivisione, ci sono ancora dei sondaggetti da darvi. Ecco qui, questo è su Genova, vediamolo un po'. Se si votasse chi sceglierebbe? Picciocchi del centrodestra 46,3, Silvia Salis del centrosinistra 49,5, Filippo Biolè, lista civica indipendente progressista 2,5. Questo è la proiezione. Andiamo, si parla di Piero Picciocchi, vediamo se c'è una proiezione dei partiti. Vediamo. Allora, se si dovesse collocare centrosinistra 27, sinistra 1, centro 6, centrodestra 20, destra 2, non si colloca, 44%. Togliamo la condivisione e andiamo con l'ultimo rilevamento demoscopico, l'ultimo sondaggetto a nostra disposizione, e che adesso gli italiani Tecne abbiamo il governo sta facendo qualcosa di positivo per aumentare la sicurezza, sì 34, no 51, non sa il 15. Allora togliamo anche qui la condivisione, era l'ultimo sondaggio, andiamo a vedere le aperture delle agenzie a nostra disposizione, partendo come sempre faccio dall'ANSA. Von der Leyen, noi in pericolo, difendiamoci, Zelensky, sentiamo di non essere soli. Lavrov paragona Macron a Hitler e Napoleone vuole sconfiggerci. Schlein, confermiamo le critiche al piano Ursula, va cambiato. Anche l'apertura del Corriere, Von der Leyen, momento spartiacque, l'Europa in pericolo deve difendersi. Lavrov, soldati UE a Kiev, la NATO sarà in guerra. Quindi questo è Lavrov, prima non mi ero sbagliato, non sono parole di Van der Leyen, però Van der Leyen sta parlando di dobbiamo difenderci, e quindi parole gravi. La tosse, alle 13:30 ci chiude che giorno è, e riprenderemo oltre la pagina con Nathan Greppi tra pochi minuti. Avete ascoltato
Che giorno è? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli. Exclusive Dance Chart. Va ora in onda Oltre la pagina. Iniziamo oltre la pagina con il primo ospite della giornata, vale a dire il giornalista e saggista Nathan Greppi. Lo abbiamo al nostro telefono. Bentornato Nathan, grazie per essere qui con noi. Ciao Pierluigi, grazie dell'invito. Allora, parliamo, diciamo, del problema dell'antisemitismo in chiave differente, perché ho letto con attenzione il tuo articolo. Insomma, ci sono più, diciamo, sostenitori o amici di Israele, insomma, ci sono varie sfumature nel mondo arabo forse che non tra le sinistre europee e mondiali. È una battuta, però lascia, diciamo, sorprende quanti, addirittura uno dei terroristi liberati, insomma, ha criticato aspramente Hamas. Quindi diciamo è un aspetto di cui io non avevo mai sentito parlare, che invece esiste, ed è anche un bel segnale, insomma, un segnale positivo, bello, un segnale positivo, sicuramente. Allora, da dove partiamo? Beh, di più forse no, però comunque sì, ci sono delle voci minoritarie nel mondo arabo e musulmano che non condividono l'odio nei confronti di Israele da parte delle sinistre occidentali. Io tempo fa mi sono imbattuto, letto vari testi, anche articoli di alcuni pensatori arabi, giornalisti, attivisti, influencer arabi che difendono Israele, tipo la scrittrice egiziana Dalia Ziada, che è molto attiva sui social ed è stata costretta a lasciare l'Egitto e emigrare negli Stati Uniti, e lei spesso si è schierata dalla parte di Israele, mostrando le foto delle condizioni in cui sono stati rilasciati certi ostaggi israeliani che sembravano usciti dai campi di concentramento. Un altro influencer arabo, Amjad Taha, che è degli Emirati Arabi Uniti, lui ha accusato Hamas di aver trattato gli ostaggi come i nazisti trattavano gli ebrei. Un giornalista del Kuwait, Jassem Al-Juraid, ha puntato il dito contro Hamas per la morte di Eli Sharad, un ostaggio che è stato rilasciato in condizioni inenarrabili. Questi sono tutti dati che si trovano sul sito Mosaico. Poi anche per contrastare la narrazione secondo cui Israele avrebbe condannato alla fame la popolazione di Gaza, un giornalista libanese, Hussein Abdul Hussein, ha pubblicato la foto di un fotogruppo di terroristi di Hamas che erano ben pasciuti. E poi c'è da dire che anche alcune personalità religiose hanno condannato l'operato di Hamas. Ad esempio sia il Gran Mufti dell'Arabia Saudita che il Gran Mufti degli Emirati Arabi Uniti hanno accusato Hamas di aver gettato vergogna sull'Islam per il modo in cui hanno ucciso i piccoli Ariel Kfir Bibas. E poi in passato, di recente ho letto, c'era questo
o tra i vari detenuti palestinesi che Israele ha liberato in cambio degli ostaggi, uno di loro, Mohammed Al-Tuz, che è un membro di Fatah che è stato 40 anni in prigione per aver pianificato degli attentati a Gerusalemme e dintorni. Lui in un'intervista ad un'agenzia di stampa degli Emirati Arabi Uniti, al Mashhad, ha detto che se avesse saputo quale sarebbe stato il prezzo da pagare per la sua libertà, sarebbe rimasto in prigione, perché secondo lui la responsabilità dei morti civili a Gaza è tutta di Hamas e degli attentati del 7 ottobre. E lui ha detto testualmente anche in un'altra intervista che ha cercato di convincere i suoi figli e nipoti a non darsi al terrorismo per non commettere i suoi stessi errori. Però certe voci difficilmente trovano spazio nei nostri media. Io stesso ne ho conosciuti alcune, ma per vie attraverse, per esempio una delle giornaliste che più mi hanno aiutato a trovare nuovi contatti, persone da intervistare dopo il 7 ottobre. Si chiama Anna Maiar Barducci, è una giornalista che è italiana ma di origine marocchina, e lei, anche se di origine marocchina, però lei è molto filo-israeliana, vive in Israele, è sposata con un israeliano. Poi mi è capitato di intervistare anche per persone che nate in famiglie musulmane, in paesi musulmani, che spesso subiscono minacce di morte serie per le loro posizioni filo-israeliane, tipo Tufail Ahmad, che è un giornalista indiano nato in una famiglia musulmana, che ha preso spesso posizione nei suoi articoli contro i movimenti jihadisti che presenti in India, o anche Monique Rishkers, che è una youtuber indonesiana che credo sia cristiana lei, però vivendo comunque in Indonesia, che è il paese con la più alta popolazione, la più grande popolazione musulmana al mondo, comunque per il fatto che dirige un canale YouTube che fa informazione pro-Israele e contro l'antisemitismo, lei subisce quotidianamente minacce di morte da parte del pubblico indonesiano. Però queste voci raramente trovano spazio sui canali italiani. Intanto, pronto. Allora, non so se è saltato via l'audio per un istante. Allora, stavo dicendo, ti ho interrotto per dirti che intanto, per fortuna, riusciamo a dare queste notizie, no? Che altrimenti non si trovano. C'è da registrare. Pronto? Sì, ti sento. Avevo sentito un ritorno in audio. Dicevo che bisogna anche però registrare che queste voci non riescono a creare dibattito, sono isolate, perseguitate, devono addirittura andare all'estero per non essere perseguitate. Questo è un problema. Peccato che in Occidente, che dovrebbe essere ancora costituire una realtà liberale, queste voci non possono avere spazio e creare il dibattito necessario per migliorare il confronto. Sì, poi anche in paesi come il Sudafrica, perché il Sudafrica sappiamo che è super schierato contro Israele, soprattutto dopo che il 7 ottobre hanno fatto chiudere l'ambasciata israeliana in Sudafrica, hanno portato Israele alla Corte internazionale di giustizia per processarlo con l'accusa di genocidio. Però anche in Sudafrica ci sono voci di politici sudafricani neri che hanno preso le difese di Israele. Uno di questi è Mosio Lekota, un attivista contro l'apartheid, che da giovane è stato rinchiuso nella stessa prigione di Mandela a Robben Island, e dopo la fine dell'apartheid è diventato ministro della difesa per 9 anni. E lui, pochi giorni prima del 7 ottobre, lui in un'intervista al podcast dell'associazione South African Friends of Israel ha detto chiaramente che in Israele non esiste un sistema paragonabile all'apartheid in Sudafrica, e ha detto che in Israele non vi è una segregazione razziale vera tra ebrei e arabi, che è la verità, però sai, purtroppo è stata la bugia secondo cui in Israele c'è un apartheid, è stata ripetuta così tante volte che a forza di ripeterla 1000 volte in tanti ci credono.
anche se non è vero. Poi un altro politico... Sì, scusami, ti interrompo, poi ti lascio concludere, ma al volo volevo dirti, curiosamente, questa fake news, questa su Israele, il genocidio, insomma abbiamo visto anche Liliana Segre che, insomma, è sempre stata un po' attenta, forse più sensibile a certi richiami da una certa parte politica, anche lei è sbottata, ha detto per favore non smettiamola di chiamarlo genocidio, eccetera. No, questa fake news arriva da quel mondo che di solito accusa l'altra parte di produrre fake news, e questo bisogna, insomma, sarebbe anche giusto sottolinearlo sempre più spesso, credo. Prego, concludi. Sì, hai ragione. Purtroppo è stata ripetuta ripetutamente, che poi io ho parlato anche con degli ebrei sudafricani nel corso del tempo. Io avevo intervistato anche un opinionista sudafricano, Howard Feldman, e la stragrande maggioranza degli ebrei sudafricani rigetta totalmente questo paragone tra Israele e Sudafrica dell'apartheid. Gli ebrei sudafricani, anche se molti ebrei sudafricani ai tempi dell'apartheid erano attivisti contro il razzismo dalla parte di Mandela, però la maggior parte, molti di questi sono anche dalla parte di Israele. Howard Sackstein, che è il direttore del più importante giornale ebraico sudafricano, lui negli anni '80 era uno dei capi del Jewish Anti-Apartheid Movement e si è schierato duramente contro il governo dell'ANC, l'African National Congress, per la loro decisione di schierarsi contro Israele, che poi lui l'ha spiegato in un articolo per la rivista K, che questa mossa di attaccare Israele loro non l'hanno fatta per stare con i palestinesi, ma l'hanno fatta perché loro non hanno risolto i problemi del Sudafrica, che è un paese con un tasso di omicidi spaventoso, con molte persone che non hanno una casa, che vivono nelle baraccopoli, non hanno c'è carenza di acqua, di elettricità, disoccupazione giovanile alle stelle, e il governo del Sudafrica si era schierato contro Israele per distrarre l'opinione pubblica dai problemi interni, soprattutto in vista delle elezioni del 2024, che nonostante ciò comunque nel 2024 loro hanno perso la maggioranza dei seggi e sono stati costretti a formare un governo di maggioranza con i partiti di destra. E tra l'altro proprio il capo di uno dei partiti di destra che sono stati inclusi nella nuova coalizione, Gayton McKenzie, che è un politico che dirige un partito di destra chiamato Patriotic Alliance ed è diventato nella coalizione di governo attuale ministro dello sport. Lui ha difeso Israele dall'accusa di genocidio, dicendo che Hamas è un'organizzazione terroristica che deve essere distrutta, e aveva spiegato che lui sta dalla parte degli ebrei perché lui è nato in una famiglia povera e quando non aveva da mangiare a dare loro da mangiare a lui e alla sua famiglia era una donna ebrea di una onlus, e lui per questo anche difende gli ebrei, al contrario dell'ANC, che invece si è schierato sempre più su posizioni di estrema sinistra e terzomondiste, tanto che si dice, secondo l'ISGAP, che è un istituto di ricerca, sembra che l'ANC quando era da solo al governo avesse preso soldi dal Qatar e dall'Iran per stare contro Israele, quindi non l'ha fatto solo per distrarre l'opinione pubblica interna, ma anche per ricevere in cambio soldi dall'Iran e dal Qatar. E in più queste loro posizioni terzomondiste si sono dimostrate anche dal fatto che l'ex ministro degli esteri sudafricana, Naledi Pandor, quella che aveva guidato questa crociata contro Israele, lei prima di perdere il suo seggio alle elezioni, quando ancora era ministro degli esteri, diceva che tutta trionfante che dopo aver portato Israele a processo il prossimo passo sarebbe stato far condannare anche gli Stati Uniti, cioè avevano anche un po' gli era venuto anche un po' un delirio di onnipotenza, che poi è stata punita perché poi alle elezioni non è stata neanche rieletta.
In conclusione, mi viene proprio da rispolverare una vecchia frase latina, dividi et impera, quello che è proprio probabilmente più facile suscitare, anzi senz'altro più facile suscitare l'odio. Però quello che stupisce è come si faccia tanta fatica a far comprendere che al di là di ebrei, israeliani, arabi, eccetera, nel momento in cui c'è anche quel terzo detto più volgare, tra i due litiganti il terzo gode, cioè non c'è nessuno che sono pochissimi che riescano ad andare oltre e capire che queste situazioni di conflitto fanno guadagnare qualcuno e non proprio in modo trasparente e pulito. Questo non si riesce in alcun modo a cambiare. Insomma, la storia non ha insegnato nulla. Nathan. No, decisamente no. Decisamente no, però comunque credo che alla lunga, come dimostrano anche il risultato comunque in America, dove io personalmente certe cose che ha fatto Donald Trump da quando è stato rieletto non le condivido per niente, però penso, e non mi piacciono alcune sue posizioni, però penso anche che se la buona parte dell'elettorato americano e persino una parte delle minoranze tipo i latinos dei neri ha spostato il proprio voto verso Trump, è proprio perché la sinistra americana, con tutte le sue ossessioni per la cultura woke, per queste robe sul woke, il politicamente corretto, puoi ingannare la gente fino a un certo punto, ma alla lunga gli elettori alla lunga si accorgono e sanno distinguere tra chi fa delle cose concrete, chi porta dei risultati concreti e chi invece fa solo propaganda inutile. Benissimo, allora chiudiamo. Evidentemente oggi sono in vena di motti e di proverbi. Abramo Lincoln diceva: puoi ingannare una persona per tutta la vita, puoi ingannare tutti per un giorno, non puoi ingannare tutti per tutta la vita. E questo mi sembra sia quello che hai appena detto tu. Nathan, io ti ringrazio, grazie a Nathan Greppi e a risentirci a presto. Grazie mille Pierluigi, a presto. Allora, andiamo avanti, vediamo se ci sono anche, avevo visto, vediamo se ci sono interventi via WhatsApp. C'è Luca da Brescia, visto che la congrega che si riunisce oggi, visto il Guitto invitato speciale, vista la scelta musicale di oggi, ti consiglio sempre di Pink Floyd la canzone Brain Damage, che poi è quella che ha dato il nome all'LP. Un abbraccio, Fradi, potrebbe essere Fradeo, ma anche a parte Fradeo è trevigiano, Veneto comunque, altrimenti friulano Fradi. Grazie Luca. Allora aggiungiamo, non l'avevo messo Brain Damage, spero che la pronuncia sia corretta. Ogni vostro desiderio è un ordine. Pensate che l'album quello The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, quello di cui è stato tratto Money che abbiamo mandato prima, credo sia l'album che è rimasto più a lungo nelle top, nelle classifiche di dischi venduti in America della storia della musica. E credo che dopo alcuni anni, dopo più anni che era stato pubblicato, era ancora in classifica, non so, magari tipo 400esima posizione, una roba del genere. Insomma, c'era persone che continuavano a comprare questo disco fantastico. Un'amica appassionata intenditrice dei Pink Floyd tanti anni fa mi disse che in questo album molti contenuti sono stati l'eredità di Syd Barrett, che non c'era più perché aveva avuto dei problemi di salute mentale, ma il genio di Syd Barrett era così grande. Sempre questa amica diceva che addirittura molte idee erano anche si ritrovavano in The Wall, relata refero. Non ho verificato. Comunque i primi dischi dei Pink Floyd, quando governa Syd Barrett, sono
sono un viaggio, sono un vero trip, come andava di moda dire tanti anni fa. Non capisco i nostri perché terrorizzano gli europei con la ricorsa agli armamenti, ma cosa hanno in mente Gian da Brescia e i nostri politici UE? Io, Gian da Brescia, lo dicevo prima a Sveva, sono costernato dalla facilità, ma non è da adesso, abbiamo anche parlato con ospiti, dalla facilità con cui i leader politici come Ursula von der Leyen parlano di guerra. Io credo che Gian da Brescia abbia più o meno la mia età, forse addirittura qualche anno in più, peggio per te Gian. E ti ricordi, negli anni 70 parlare di guerra significava veramente preoccuparsi, perché intanto negli anni 70 il ricordo della seconda guerra mondiale era ancora insomma abbastanza, non era poi così lontano. Poi perché la prospettiva, cioè se vai in guerra dopo, non, se vai nella terza guerra mondiale, come diceva Einstein, non so chi la vincerà, ma la quarta si combatterà con le clavi, insomma. Quindi, però vedo la facilità, ma anche tanti giornalisti, osservatori, anche gente della mia età che dovrebbe aver memoria di quegli anni in cui parlare di guerra faceva insomma, ne parlavi col peso giusto, non con la faciloneria, con la superficialità che io avverto nelle dichiarazioni dei boss, dei pezzi grossi di adesso. Non puoi parlare di guerra con tanta leggerezza, secondo me. Andiamo avanti. Ma la capo clown non aveva una relazione particolare con Trump e gli USA. Non è volata 2 volte negli Stati Uniti e i dazi sono arrivati lo stesso. Bingo, prenditori, votati fratellastri, mi raccomando, fratellastri. Visto fare i trampiani, i dazi sono arrivati lo stesso. Qui addirittura mettete Salvini sotto tutela, ma è incapace di intendere volare. No, questo dai, non si può, insomma, così come anche gli ascoltatori che telefonano, cioè ci vuole la misura prima di tirare in ballo gli assenti. Eh, Non condivido questo modo, perché poi allora scrivete questo messaggio e vi sfogate, ok, bravi. Allora, se io non lo leggo faccio la figura delle capiedi, no? E voi, però io l'ho letto. Se lo leggo e difendo Salvini faccio la figura delle capiedi. Se lo leggo e non difendo Salvini faccio la figura del traditore. Insomma, che figura volete farmi fare? Non me ne fate fare una giusta. Credo che dunque, li aveva applicati Trump anche nella sua precedente governo, quindi vediamo quello che succederà, perché adesso si annuncia di applicarli, poi vediamo sul fronte pratico. Risposta democristiana, ma non ho di meglio. Ve la dà Cioran la risposta. Di fronte al tutto della morte, il niente della vita è un'immensità. E con Cioran possiamo chiudere questa parte. Tra poco sentirete Canta la messa cantargliele a certi ambientalisti dei quali possiamo tranquillamente farne a meno.
Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. La critica è unanime. A Real Pain è uno dei migliori film dell'anno. Io e Dave siamo cugini. Nostra nonna era di qui, così Dave ha pensato a questo tour polacco geriatrico con voi, brave persone. Candidato a 2 premi Oscar. Gli voglio bene e lo odio e vorrei essere lui. A Real Pain, dal 27 febbraio solo al cinema. A febbraio... Va tutto bene, signora Darcy? Oh mio Dio, sotto quest'albero crescono uomini. Bridget Jones ritorna. Daniel! Piccolo Darcy, che si dice? Per un ultimo capitolo. Bridget Jones, è ora di vivere. Ti ho messa su Tinder. Bridget Jones, un amore di ragazzo, dal 27 febbraio al cinema. Nicola, hanno rapito un'altra giornalista a Baghdad. Se c'è la possibilità di trattare, trattiamo. Tratto da una storia vera. Mi chiamo Nicola Calipari, dirigo l'ufficio ricerca del Sismi. Più tentativi si fanno e più la confusione aumenta. E chi è che valuta questa confusione? Tu? Sì! Un'intensa performance. La riporti a casa, vero? La riporti. Il Nibbio, dal 6 marzo al cinema. A marzo. E lo sbirro diventa gangster. Il film più adrenalinico dell'anno. Tu non sei un killer, io sì. Arriva solo al cinema. Andiamo, andiamo! Sei pronto? Ci puoi scommettere. Gerard Butler, nella tana dei lupi 2, Pantera. Nessuno può fregarmi. Dal 6 marzo al cinema. Eccoci. In simultanea, quando sono scoccate le 14.08. 08, quindi siamo in ritardo, facciamo partire subito qui Parlamento e poi introduciamo il nostro prossimo ospite. Qui Parlamento. Il nostro ospite è il senatore Gianluca Cantalamessa. Parliamo del decreto che ha avuto il via libera ieri al Senato, 70 voti favorevoli, 58 contrari, decreto legge sull'ex Ilva che consente la continuità produttiva degli impianti. Come vi ho detto, il senatore Cantalamessa è stato davvero implacabile con un certo tipo di ambientalismo, con i 5 Stelle, col PD e anche con un certo giornalismo compiacente. Intanto fatemi dare il bentornato ai nostri microfoni al senatore Cantalamessa. Bentornato e grazie per essere qui con noi. Grazie per l'invito, un saluto a chi ci segue da casa. Allora, da dove cominciamo? Perché sicuramente è un provvedimento che garantisce continuità produttiva, quindi è un provvedimento che aiuta, però ieri, senatore, mi sembra, io mi ricordo tanti anni fa abbiamo cominciato qui, quando eravamo ancora a Radio Padania, mi permetto di darti del tu anche perché sei molto più giovane di me. E ieri, 58 anni, 58, quindi... allora facciamo così, che tu ne dimostri 10 di meno, io ne dimostro 10 di più. Gianluca, ieri non hai fatto sconti e hai riassunto in modo, ho letto le dichiarazioni, esemplare, spietato come è giusto che sia, tutte le colpe commesse da chi ha portato a queste conseguenze pesanti. Da dove partiamo allora? A te la parola. Allora, partiamo dalla fine. Ieri praticamente abbiamo elevato un fondo utilizzando dei soldi privati che di una confisca che è stata fatta alla famiglia Riva, che erano, diciamo, gli ex proprietari dell'Ilva di Taranto. Li abbiamo portati, diciamo, fino a 400 milioni per garantire la continuità produttiva e il mantenimento occupazionale di tutte le persone, ricordando che l'Ilva di Taranto è l'acciaieria più grande d'Europa e quindi, come posso dire, pensare di fermarla era e sarebbe una follia, e quindi noi in questo modo, in maniera molto responsabile, abbiamo garantito la continuità lavorativa. Questo è la fine. L'inizio, andiamo alle calende greche, perché voglio dire, c'è chi in questo paese ritiene che chi fa impresa a qualsiasi livello sia un criminale, un evasore e uno che non che sfrutta i dipendenti. Perché? Perché ritengono che sia lo Stato che debba fare l'economia. Noi invece riteniamo, come Lega, ma in genere tutto il popolo liberale del centrodestra, ritiene che chi debba fare l'economia è l'impresa e lo Stato debba essere di supporto all'impresa e non considerarlo un avversario o un nemico. E in questi anni abbiamo visto veramente la qualunque, quindi non solo, come posso dire, una mala gestione
seppur in buona fede non lo so, però sicuramente si può parlare di malagesti da parte di governi di centrosinistra, unita a un ambientalismo spinto che di fatto vorrebbe vedere tutte le aziende ferme in Italia e in Europa. Ricordiamo la lotta all'automotive, ricordiamo che anche gli agricoltori sono stati visti come soggetti inquinanti e non come custodi del territorio. Ricordiamoci i trattori a Bruxelles perché l'Unione Europea voleva pagare gli agricoltori per non farli produrre, una follia perché gli agricoltori inquinerebbero. E nello specifico, tornando all'Ilva, dobbiamo dire che anche qui nel 2020 per esempio il governo PD e Movimento 5 Stelle aveva avviato una trattativa disastrosa con Mittal che fece nascere Acciaierie d'Italia e prevedeva l'ingresso di Invitalia al 38%, quindi significa Invitalia società ente dello Stato è entrata al 38%. L'unica cosa che si sono dimenticati è che lo Stato, quindi gli amici che ci seguono da casa, hanno pagato con le loro tasse l'ingresso di Invitalia in Acciaierie d'Italia, però non aveva potere. Quindi lo Stato, per volontà del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, entra al 38%, lasciando tutta la gestione in mano al socio privato. Socio privato nel frattempo che si disimpegnava e non metteva un euro nell'azienda, mentre il pubblico continuava a pagare senza poter controllare e dire nulla. Credo che questo, voglio dire, anche a chi non è esperto di economia aziendale o di gestione aziendale, arrivi che sia una follia, voglio dire, perpetrata dal centro-sinistra. Ma non è solo questo, perché voglio dire, basti ricordare che i 5 Stelle c'era Barbara Lezzi, ex senatrice del Movimento 5 Stelle, che diceva, poiché inquinerebbe l'Ilva di Taranto e non ci sono prove che questo sia accaduto, per carità ci devono essere tutte le cautele perché l'ambiente è una cosa fondamentale, ma ricordo che Barbara Lezzi diceva che al posto della più grande acciaieria d'Europa poteva nascere un allevamento di cozze pelose per sostituire la prima acciaieria d'Europa. Quindi, come diceva mio padre, penso di averlo detto qualche volta anche in trasmissione, quando qualcuno fa filosofia qualcun altro paga il conto. E qui in questo caso a pagare il conto sarebbero stati i 20.000 dipendenti dell'Ilva più un comparto che è fondamentale per il nostro paese, e l'Ilva di Taranto è una punta di eccellenza a livello italiano, europeo e mondiale. Quindi noi in questo modo abbiamo garantito, come posso dire, la continuità produttiva e cercando di arrivare a un dunque, perché il punto è che bisogna rigarantire la produzione di 6 milioni di tonnellate, perché il break even questa azienda lo raggiunge. Ad oggi siamo a 2 milioni e mezzo prodotte l'anno e non sono pochi 2 milioni e mezzo di tonnellate prodotte lì, e ci sono più gruppi che sono interessati perché è un'eccellenza, però dobbiamo finirla con questo ambientalismo spinto che risponde a logiche non solo di persone in buona fede. Ricordiamo, voglio dire, che sta venendo fuori uno scandalo di Timmermans, ex commissario europeo, che si è messo a fare il lobbista per una legge prodotta da lui, il famoso Green Deal, e che ha portato all'automotive e tutto quello che sappiamo. Quindi infatti, scusa, ti interrompo, volevo chiederti, vedo diverse analogie in questa gigantesca fake che è stata contrabbandata con la complicità anche di tanti giornali sull'ex Ilva, che inquinava, che non funzionava, eccetera, era tutta una balla. E si è visto qualcosa del genere anche nei meccanismi del New Green Deal, dell'auto verde, eccetera. Cioè c'è una matrice di queste bugie che ha, potremmo dire, un colore giallo-rosso. Assolutamente sì. Allora, quando lo stabilimento ex Ilva di Taranto ha iniziato ad avere problemi, non aveva una crisi produttiva di mercato, non era un'impresa che stava fallendo. Quell'impianto è stato coscientemente, come ho detto ieri in Senato, premeditatamente e del tutto volontariamente pugnalato da una congiura di lobbies ambientaliste
con delle istituzioni, delle forze politiche locali e nazionali ben precise. Quindi tutto questo discorso, come posso dire, è frutto del politicamente corretto ecologista, dietro il quale però ci sono delle altre lobby. Perché voglio dire, quando noi parliamo dell'automotive in crisi, ma anche un bambino capisce che se non facciamo più le auto col motore a scoppio in Europa e le compriamo in Cina le batterie a litio per le macchine elettriche e la Cina continua a produrre le macchine col motore a scoppio, l'Europa sta facendo un regalo alla Cina. Ed è fatto in buona fede? Non lo so, noi abbiamo visto qualcosa con il Qatar Gate, io penso che non può essere solo incapacità, ma questa è una mia personale idea, perché non dubito che possa essere solo incapacità, e vedendo che Timmermans si è messo a fare il lobbista per la sua legge, forse, diceva il vecchio Andreotti, Sì. a pensare male a volte gli va bene, insomma, no? Che anche il motto dei gesuiti. Diciamo una cosa, allora, intanto che anche solo fosse incapacità non toglie le responsabilità. Assolutamente, Ovviamente, come si dice, insomma, non è che siamo scesi dall'albero del sapone, e tu hai parlato non a caso che si potrebbe prospettare, chiaramente hai usato che delle iperbole, una nuova fattispecie di reato, procurato disastro industriale. Sì, perché è una follia. Cioè, voglio dire, non c'è stata, non c'è alcuna prova provata di tutto quello che si è stato detto sul fatto che dell'inquinamento. La famiglia Riva è stata poi assolta. E sono stati perseguitati come se fossero dei terroristi, cioè, perché? Perché c'è questa visione del politicamente corretto, in genere poi si allarga. Se noi chiedessimo a chi ci segue da casa nel fare impresa tutte le difficoltà che incontra, perché? Perché nel nostro paese per chi fa impresa esiste la presunzione di colpevolezza e non la presunzione di innocenza. E quindi noi riteniamo, voglio dire, e siamo l'opposto degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti il governo si fida dei cittadini e delle imprese americane, se sbagli paghi. Nel nostro paese c'è una presunzione di colpevolezza e spesso se sbagli te la cavi. E quindi questo criterio deve essere sovvertito, e noi lo stiamo facendo, perché dalla lotta all'abuso d'ufficio a tutto quello che il segretario Salvini ha previsto nel codice degli appalti, è chiaro ci vuole tempo. Noi veniamo da una cosa che cito sempre: l'Italia ha avuto 68 governi in 75 anni, 68 governi in 75 anni, un anno e poco più. Noi in un anno e poco più non facciamo una ristrutturazione di una casa, immaginiamoci, voglio dire, ristrutturare uno Stato. E quindi è chiaro che questo governo ha l'ambizione di durare 5 anni più altri 5. Stiamo iniziando a mettere un'altra volta insieme due parole che sembravano antitetiche per i giallorossi: politica industriale. Perché? Perché noi dobbiamo essere di supporto alle imprese. Le imprese non sono dei nemici, non sono, voglio dire, di persone, soggetti inquinanti, e su questo dobbiamo lavorare molto, ma io credo che stia arrivando in tutti i comparti, dalla filiera moda, dall'agroalimentare, dalle acciaierie. Penso che stia arrivando il lavoro, e si vede anche poi con i dati occupazionali, perché il fatto che abbiamo raggiunto 62,8% di occupati, oltre 24 milioni e 220 mila persone occupate, record storico per il nostro paese, record storico di occupazione al sud, record storico di occupazione femminile, record storico di occupazione a livello nazionale. Tutto va bene? Assolutamente no, dobbiamo fare ancora tanto, ma sicuramente stiamo cambiando la rotta. Benissimo, io prima di concludere voglio ribadire e sottolineare l'importanza di queste denunce, perché in Italia, soprattutto quando errori più in malafede che in buona fede vengono commessi da una certa parte politica, sia parlando di partiti che parlando anche di giornali, no? Perché i giornali che hanno seguito questa fake news sulla Ilva, quei giornalisti lì non la pagheranno mai. Non dico pagarla in termini penali, ma perlomeno
perdita di prestigio, di credibilità, no, niente da fare, perché quello che si fa spesso in questi casi è seppellire, nascondere sotto il tappeto. E per questo permettermi di ringraziarti, perché non bisognerebbe mai stancarsi di sottolineare gli errori che sono stati fatti, non tanto per termini vendicativi, non sono così brutale, ma perché forse sottolineare gli errori del passato potrebbe evitare di vederne altrettanti in futuro, credo. Prego, a te la parola per chiudere. Una bugia detta 1000 volte diventa una verità. Noi dobbiamo dire quella verità 1001 volte perché trionfi la verità. E quindi voglio dire, le responsabilità di chi ha ritenuto che asset fondamentali, dall'automotive all'acciaio, dal vino, che vorrebbero mettere le etichette che fa male alla salute, piuttosto che il sostegno alle carni sintetiche per non inquinare, è tutta una truffa finalizzata a distruggere le filiere produttive del nostro paese per logiche di lobby internazionali, poiché l'economia è un gioco a somma zero. Se l'Italia domani diventa più povera, qualcuno diventa più ricco. Noi cerchiamo di bloccare questo fenomeno. Benissimo, direi che allora possiamo concludere. Ringraziamo ancora il senatore Gianluca Cantalamessa e a risentirci a presto, senatore. A presto, grazie a te, un saluto a chi ci segue da casa. Allora, Qui Parlamento. non me la ricordo mai, sì. Volevo invece ricordare, mi sono dimenticato, c'è un punto importante che tratteremo con Carlo Lottieri alle 13.35, perché parleremo anche del Master 2025 Gilberto Neto sull'autogoverno. È un master che è organizzato in 7 moduli online di 2 lezioni ciascuno. Inizia questo mese fino a dicembre 2025 e in collaborazione con l'Associazione Culturale Gilberto Neto. Tra i docenti di questo master c'è appunto anche Carlo Lottieri, poi Paolo Luca Bernardini, Renzo Fogliata, Marco Bassani, Giuseppe Reguzzoni, Gianfrancesco Ruggeri, Alessandro Vitale, Gianfrancesco Ruggeri di nuovo. Quindi poi ne parleremo con Carlo Lottieri. Adesso andiamo all'intervallo musicale prima di chiudere questo spazio con il Segui la Lega.
Riprendiamo, andiamo a concludere con segui, no, un attimo perché c'è Silvio da Torino che astronomi domani c'è un grazie da parte di Silvio. Grazie Silvio, eh, sappi comunque che essendo legato ai genetriaci non sono scelte indirette le mie. Ti do una risposta con Cioran. In Dio non bisogna vedere niente più di una terapeutica contro l'uomo. Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega, segui Scattella Pellegrino, segui te alla Marciana, sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Molte cose, è molto importante perché per esempio vi ricordiamo la gazzebata l'8 e il 9 per la pace fiscale e anche per la pace, la rottamazione delle cartelle che la Lega vuole portare avanti anche con il governo. Poi la firma per sostenere le forze dell'ordine, quindi dare anche più peso alle richieste della Lega nel DDL sicurezza, poi il calendario delle feste della Lega, e poi iscriversi è facile, si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal senza nemmeno sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Quindi il codice fiscale e gli altri dati richiesti vi verrà pertanto recapitata la maggiore per via postale, ma se di mezzo ci sono poste italiane io raccomando ampi, profondi e colorosi, gesti apotropaici alle femminucce e maschietti, a tutti i sessi previsti e anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. Il gesto di autodeterminazione civica, la tessera Lega Salvini Premier ovviamente, il gesto di autodeterminazione civica invece il 2 per 1000 sono soldi dello Stato. Noi abbiamo una facoltà, un piccolo superpotere, cioè dire allo Stato dove spendere quei soldi che sono il 2 per 1000. Non sono soldi nostri, non ci costa nulla, però potete aiutare, per esempio, sostenere le vostre idee, in questo caso le idee politiche. Questo è un redazionale della Lega, quindi noi indichiamo D43 con la G nel cuore. Scrivi D43 nel tuo 2 per 1000, nella tua dichiarazione dei redditi, D43, D di Domodossola 4, il voto in matematica 3, il numero perfetto. Poi le apparizioni radiotelevisive degli eroi della Lega, i suoi politici. Abbiamo domani, no, ormai non vedo più nulla, sono spariti tutti. Il prossimo giovedì 13 marzo a Un giorno da pecora, trasmissione storica di Rai Radio 1 alle 13:45 con il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, e direi che 14:31 fermiamoci, tra poco con Carlo Lottieri parleremo anche di Gilberto Veneto.
Va ora in onda, terza pagina. Allora, sempre la Radio Libertà, oltre la pagina, con il nostro ospite parliamo di Europa e poi dobbiamo assolutamente ricordare il Master 2025 Gilberto Neto sull'autogoverno, di cui il nostro ospite compone la parte dei docenti. Allora, intanto fatemi dare il bentornato al professor Carlo Lottieri, lo leggiamo anche sul giornale. Bentornato professore, grazie per essere qui con noi. Buongiorno, saluto a tutti. Dunque, partiamo dalle tue considerazioni sull'Europa intanto, e poi ci ritagliamo assolutamente lo spazio per il Master Gilberto Neto, però volevo partire da un lungo articolo, no, che tu hai scritto, parti dal saggio di Kant, La pace perpetua, addirittura la giovine Europa di un insospettabile come Mazzini, poi dopo la seconda guerra mondiale abbiamo la CECA, Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, Jean Monnet, uno degli artefici di questa CECA, sto facendo proprio una sintesi brutalissima, è colui che porta avanti una visione tecnocratica. Per lui la guida deve essere affidata a gruppi di esperti, quindi politici, funzionari e imprenditori. E abbiamo un'Europa che arriva ai giorni d'oggi, e c'è poi, tu lo scrivi alla fine, no? C'è il punto critico, che fino a quel momento, fino a poco fa, noi europei ci pensavamo al centro del mondo, e così non è più. Allora, ho fatto un riassunto, ti chiedo scusa se è stato veramente eccessivo, perché io lo collegavo quello che hai scritto tu a quello che è l'apertura dell'inserto speciale del Corriere della Sera di oggi. Siamo al tramonto delle democrazie liberali, perché mi sembra che si associ l'idea di un'Europa che non è più quella che qualcuno voleva farci credere, quella che forse è anche stata, la si vuole associare assolutamente al tramonto delle democrazie liberali. Se non c'è Europa non c'è democrazia liberale. Ho fatto questa associazione. Ti do la parola, professore, per spiegarci come stanno le cose. Sì, tu hai ricordato questo pezzo che è uscito qualche giorno fa sul giornale, un lungo pezzo in cui io cerco di ricostruire alcuni tratti della vicenda del progetto di federazione europea, di Unione Europea, partendo da alcune considerazioni elementari. Cioè, inizialmente l'idea è quella di costruire dei rapporti tra stati che erano storicamente legati da profonda inimicizia, e quindi porre fine alle guerre. Quindi l'idea era un po' quella, naturalmente. Francia e Gran Bretagna, oppure Francia e Germania e così via, si erano confrontate, scontrate per secoli, e a un certo punto l'Ottocento è il secolo dei nazionalismi, non a caso è il secolo anche della costruzione molto artificiosa della nazione italiana e di quella tedesca, e nasce l'idea appunto di creare questo rapporto amichevole tra gli stati attraverso le istituzioni comuni.
e l'idea anche di avere un mercato aperto, quindi circolazione delle persone, delle merci, tutte cose per certi aspetti molto positive. Però cosa succede? Ecco, tu hai citato a un certo punto Jean Monnet. Jean Monnet è una figura cruciale perché le logiche burocratiche dello Stato e dello Stato francese in particolare, in un certo senso, si impadroniscono del progetto. E quella che doveva essere, come dire, un'unione di realtà libere, più o meno indipendenti, perché poi in realtà gli stati stessi nascevano da processi di conquista, ma tralasciamo questo aspetto, diventa invece il progetto di un super Stato europeo. E come dicevi tu, alla fine, proprio nella fase in cui l'Europa, che era il centro del mondo naturalmente, declina progressivamente. Oggi è del tutto marginale sulla scacchiera mondiale. Gli europei non hanno ancora capito in tanti casi, però le cose sono così. La grande sfida oggi naturalmente è tra gli Stati Uniti da una parte e la Cina dall'altra, e l'Europa è una società declinante, dove la scommessa appunto è di gestire questo declino attraverso Bruxelles e attraverso, tra l'altro, che tu prima facevi riferimento alla democrazia e così via, una progressiva sostituzione di logiche tecnocratiche alle logiche invece della rappresentanza, perché anche proprio in queste ore la von der Leyen ha dichiarato che il suo piano di finanziamento dell'esercito europeo, siccome un problema di emergenza, non passerà al voto del Parlamento, utilizzando appunto un articolo già esistente. Quindi è chiaro che la logica tecnocratica, cioè l'idea che alcune persone, perché considerate e autoconsiderate molto competenti, debbano gestire la società, è ormai cruciale, centrale nel progetto di unificazione europea. Ma volevo tornare all'interrogativo anche del Corriere. È in crisi il modello di società liberale, come teme del democrazia liberale, o è una crisi che riguarda soprattutto gli interpreti, sempre meno all'altezza, o come tu spieghi, anche crisi proprio dovuta a certi meccanismi come quelli messi in atto da Monnet. Come vedi questo quadro? Io, e poi mi taccio, non c'entra molto, ma io e te siamo generazionalmente vicini. Sono abbastanza sconcertato dalla superficialità con la quale esponenti come Ursula von der Leyen, non da oggi lo ha fatto, ma lo ha fatto anche un anno fa, quando si è insediata, prima di chiudere la scorsa legislatura europea, a parlare di guerra con superficialità, con anche, oserei dire, pressapochismo, senza tener conto di quanto peso abbia tanto Ursula von der Leyen è più vecchia di noi, viene dalla Germania, insomma dovrebbe sapere cosa significava usare questo termine negli anni 70 e anche negli anni 80. Anche questo potrebbe essere un segnale di non solo, questo mi sembra un segnale della crisi europea, ma anche forse della democrazia liberale, ed è curioso che però si pongano questo interrogativo coloro che sostengono questi stessi interpreti. Il Corriere della Sera è un giornale europeista che sostiene Ursula von der Leyen, eccetera. Certo, quando si parla nel dibattito corrente, diciamo, dei giornali mainstream di crisi delle liberali democrazie, in questi mesi, in queste settimane, ci si riferisce al cattivo, e il cattivo naturalmente è Donald Trump. Cioè l'idea è che se c'è qualcuno che attraverso delle procedure elettorali interpreta tutta una serie di richieste che vengono dalla pancia del paese, dal popolo, che non necessariamente devono essere condivise. Io ad esempio non condivido le sue tesi in tema di dazi, però so che gli americani in molti casi sostengono queste cose, bene, e sono favorevoli appunto a evitare l'arrivo di prodotti cinesi e così via. E per giunta aggiungo anche che l'America è, come dire, penalizzata da decenni da pesantissimi dazi, anche e soprattutto europei, ma a parte questo fatto, quindi il cattivone è Donald Trump, questa è un po' l'idea, e quindi quando si parla di crisi delle liberali democrazie si riferisce a questo. In realtà questa ultimissima vicenda della Ursula von der Leyen, che utilizza l'articolo 112 del Trattato Europeo, 122 scusate, del Trattato Europeo, per evitare appunto di
far confrontare le varie persone, i vari rappresentanti del Parlamento, e quindi per far decidere alla Commissione nella sua appunto dorata solitudine è molto rappresentativo. Cioè sono le elite europee che hanno, come dire, svuotato di senso la democrazia liberale. Basti ricordare questo fatto: 20 anni fa, anzi 22 anni fa, c'era in ballo il testo della Costituzione europea. Era un passo importante verso il processo di unificazione. Come tutti ricorderanno, come tu ricorderai, fu bocciato dalla Francia, dall'Olanda, no? Proprio fosse stato anche solo uno, anche piccolo, fu bocciato. Naturalmente questo non li ha bloccati per niente, hanno semplicemente inventato qualcosa d'altro andando esattamente nella stessa direzione, analogo a quello che è successo in Italia quando un referendum abrogò il Ministero dell'Agricoltura, fu inventato quello delle risorse agricole oppure qualcosa di simile. Insomma, è successo più volte che abbiano fatto queste cose in Italia. Bene, questo è lo stato dell'Europa. L'Europa è, come dire, focalizzata su un certo tipo di elite, di classi dirigenti molto aristocratiche che non amano frequentare la gente comune, che soprattutto non amano confrontarsi con le esigenze e i problemi della gente comune. Basti pensare alla transizione verde, che sarà pesantissima per i ceti più deboli in particolare, ma questo non interessa alla cosiddetta sinistra ZTL, no? Che importa, tanto chi ha tante risorse non ha problemi se il proprio reddito diminuirà di 300, 500, 600 euro al mese, non è un problema. Ovviamente per chi ha altri redditi la cosa è molto più rilevante. Quindi un problema è proprio questo: loro continuano a evocare questa crisi delle democrazie liberali quando loro sono i primi protagonisti di questo svuotamento della rappresentanza, del rapporto, diciamo, tra istituzioni e società. Direi, abbiamo ancora qualche minuto, Carlo. Direi che questo è una questione che rimane più che mai aperta, della quale sicuramente avremo occasione di sentirti ancora. Io non volevo perdere l'occasione per rendere noto, insomma, era anche la sua radio questa, e tanti ascoltatori ancora lo ricordano, Gilberto Neto, il Master 2025 sull'autogoverno. E io direi che non è che cambiamo argomento, perché Gilberto Neto è stato una voce critica di questo sistema. Poi lui era inserito anche nel secessionismo, nell'identità padana, ma partiva tutto da una visione critica di questo sistema, di quel sistema di cui tu ci hai appena parlato, di cui tu ci hai appena segnalato i vizi fin dall'origine, i vizi non solo di forma ma di costituzione. Parliamo allora di questo. Naturalmente anche da te, insomma, un ricordo di Gilberto Neto, e poi parliamo anche di questo master. Certo, Gilberto è stato per tanti anni un generosissimo, infaticabile difensore delle libertà locali, del diritto all'autogoverno, quindi naturalmente anche del diritto alla secessione, del diritto di ogni comunità a essere tale, non essere, come dire, privata delle proprie caratteristiche. Ecco, esiste un'associazione Gilberto Neto molto attiva, molto vivace, che organizza una serie di attività, e Free Academy, che è una piccola realtà che ha dato vita assieme a Luigi Marco Bassani ed altri amici. Questa realtà Free Academy, assieme all'associazione Gilberto Neto, organizza un master che ha 7 docenti: Paolo Luca Bernardini, Renzo Fogliata, Giuseppe Reguzzoni, Gianfrancesco Ruggeri, Alessandro Vitale e poi io e il professor Bassani, e una serie di lezioni che saranno registrate, quindi chi si iscrive al master avrà la possibilità di seguire queste lezioni quando e come vuole, perché avrà dei codici appunto per poter seguire questi video. Chi volesse avere informazioni per questo master, che si intitola Master Gilberto Neto sull'autogoverno, perché è focalizzato tutto su questi temi, può semplicemente mandarci una mail, l'indirizzo è info@Free Academy scrive Firenze, Roma, Empoli,
Ancona, Como, Ancona, Domodossola, Empoli, Milano, Y.it, quindi freeacademy.it. Quindi chi vuole può mandare un'email a questo indirizzo, info@freeacademy.it, e riceverà la locandina con tutte le istruzioni. È un'occasione, diciamo, per studiare, per riflettere, per approfondire, per incontrare un'idea di libertà e di centralità della società che è agli antipodi rispetto appunto al modello di costruzione europea centralizzata. È ovvio che, tornando al tema di prima molto velocemente, oggi è urgente elaborare un altro progetto. Per dirsi scontenti di questa Europa non basta, bisogna quindi immaginare, a mio parere, una confederazione europea, cioè il legame più libero, più debole, che riconosca quindi a ogni realtà la propria capacità piena di autogoverno e mette in comune solo le cose che le varie realtà vorranno mettere in comune. Ma bisogna assolutamente smantellare questo progetto di superstato lontanissimo e adesso anche con questa prospettiva della guerra pericolosissimo, non solo per i portafogli ma anche per le vite umane. Certo, andiamo verso le conclusioni, Carlo. Stavo pensando che questa è anche una tua mission da quando ci conosciamo, da più di 20 anni, di Gilberto. Stavo pensando, è dura, è un lavoro duro, durissimo, però stavo pensando che adesso tu, Gilberto, anche se non c'è più, il corso si tiene da marzo a dicembre, a novembre saranno già 10 anni dalla sua scomparsa. C'è qualcosa che possiamo dire? Non so se quello che sto dicendo adesso sia un po' superficiale, un po' banale, però è reale, la verità. Cioè, quello che tu ti sentivo, ti leggevo, ti sentivo dire più di 20 anni fa, e Gilberto era già un nome fantastico quando sono arrivato nel gennaio 2005 qui a Radio Padania, quella volta, e si è verificato tutto. Cioè, era tutto giusto quello che voi individuavate come punto critico della società che si stava formando intorno a noi. Quindi quello mi sembra sia una base solida. Certo, per tanti aspetti c'è un'analogia fortissima tra l'unificazione italiana fatta da piccole elite contro le popolazioni, no? Con la legge Pica, con la trasformazione dei ribelli in briganti, con gli espropri, con tutte queste cose, e quello che sta avvenendo con l'Europa. I processi di unificazione contro le realtà vive, diverse, eccetera, sono molto simili. Il nostro tremendo, perché questo è il mio giudizio, risorgimento dovrebbe aiutare tutti noi a capire quanto ancora più tremendo rischia di essere l'esito, diciamo, del progetto unificatorio dell'Europa. Carlo, se ti sentisse Aldo Cazzullo sarebbero guai. Permettimi di fare una battuta su un tema però serissimo. Grazie allora ancora a Carlo Lottieri e a risentirci a presto. Buona giornata. Allora andiamo verso la conclusione della puntata odierna di Oltre la Pagina. Allora, Luca da Brescia, mi dispiace, non ho fatto in tempo. Volevo che mi salutassi il Carlo, che ebbi modo di condividere, con il quale ebbi modo di condividere momenti indelebili in Lega Brescia, a cavallo tra la prima e la seconda metà degli anni 90. La cultura libertaria, poi i principi di federalismo, Giancarlo Miglio, eccetera. Io sono arrivato più o meno in quel periodo in Lega, quindi dopo di voi, però mi ricordo bene anni ruggenti, anni belli pieni. Poi forse è l'invecchiare di noi stessi come persone, ma si respirava un'aria di futuro, di idea di futuro e di poterlo realizzare. E non so se adesso si diventa vecchi e stanchi e disillusi, ma io vedevo le persone che all'epoca avevano 20 anni più di me, quindi vedevo i sessantenni, ma anche i settantenni, eccetera, li vedevo belli carichi, tosti, fiduciosi. E adesso un po' di quella fiducia, di quella carica la si è persa, o ci si è stancati o ci si è incattiviti forse. Bisogna recuperare e continuare sicuramente a insistere su questi temi. La BCE taglia i tassi dello 0,25%, giù le previsioni di crescita, apertura dell'ANSA e anche apertura
del Corriere.it. Allora ci fermiamo, accontentiamo Luca con l'ultimo brano dei Pink Floyd, ringraziamo come sempre Sveva magnificamente sulla tolla di comando in regia tecnica, e grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Avete ascoltato Oltre la pagina.